Una folla silenziosa e commossa per l'ultimo addio a Valentino e mamma Fortunata. C'è chi si è dovuto sistemare all'esterno della chiesa durante la cerimonia funebre svoltasi nel pomeriggio a Fontanelle. Appaiati, uno di fianco all'altro davanti all'altare, i feretri di madre e figlio, uniti nel tragico destino, vittime di un incidente tanto terribile quanto inspiegabile giovedì scorso lungo la Lemagna Vittorio Veneto, annegati in un laghetto dopo essere usciti fuori strada con l'auto. Tutta la comunità oggi idealmente si è riunita per salutarli, per trovare risposte ad una tragedia che non ha spiegazioni. Forse la prima domanda fra tutte è proprio questa: perché, Signore, è accaduto questo? O per essere più schietti, perché, Signore, ce li hai portati via? Un lutto che ha colpito nel profondo tutta la comunità, a cui la famiglia Pagotto era molto legata per il proprio impegno nel sociale, nelle attività parrocchiali, nella disponibilità con i concittadini, toccante in modo particolare il ricordo di Valentino. Anche lui, come la mamma, si dedicava agli altri, ai suoi nipoti, in particolare alle sue nipote che da giovani hanno perso il papà. Era diventato come un secondo papà. Delle risposte sul terribile incidente di giovedì si attendono ora dalla perizia sulla Volvo di Valentino disposta dalla procura. I tecnici dovranno provare a stabilire se la fuoriuscita dell'auto sia stata causata da un guasto oppure da un malfunzionamento del veicolo.